Abbracci e lacrime questa mattina al comune di Lamezia Terme. Mascaro lascia il municipio e parla di clamoroso abbaglio. Tristezza a Cassano allo Ionio. Papasso dice è un'ingiustizia. Conferenza stampa a Marina di Gioiosa Ionica. Silenzio a Petronà e Isola Caporizzuto. Sono i 5 comuni calabresi sciolti dal Consiglio dei Ministri per infiltrazioni mafiose. Nuovo clamoroso colpo di scena per la sanità calabrese. Imminente il blocco delle assunzioni previste per il 2018 negli ospedali. Lo stop imposto dall'innalzamento eccessivo del deficit. Pazienza, Roma dovrà risponderne. Adesso lavoriamo per venirne fuori. Circa 2000 studenti in piazza questa mattina a Vibo per protestare contro la buona scuola, contestata soprattutto l'alternanza scuola-lavoro. Nel Museo Civico di Rende l'associazione culturale Polimnia ha organizzato il corso di perfezionamento per giovani promesse La Lirica. La doppietta di Liguori regala al Cosenza il passaggio del turno agli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C, eliminata la Reggina. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque torniamo ad occuparci in apertura della notizia che ieri vi abbiamo anticipato nel corso dei TG serali, sciolti dal Consiglio dei Ministri i consigli comunali di Lamezia Terme, Cassano allo Ionio, Petronà, Isola Caporizzuto e Marina di Gioiosa Ionica. Questa mattina naturalmente grande delusione nelle città calabresi in cui arriveranno i commissari. Allora, però non dovete fare così. Paolo Mascaro ha salutato i dipendenti del municipio di Lamezia Terme uno per uno questa mattina. La decisione del Consiglio dei Ministri, che ieri ha sciolto il Consiglio Comunale della città della Piana per infiltrazioni mafiose, ha costretto il primo cittadino a lasciare il palazzo di città. A braccia e lacrime le immagini pubblicate dal sito Il Lametino. È la terza volta che accade in un territorio che conta 70.000 abitanti. È accaduto nel 91, poi nel 2003. Questa volta il sindaco parla di clamoroso abbaglio e conferma ai nostri microfoni l'intenzione di inoltrare ricorso al TAR. Continuo ad avere l'assoluta certezza che entro poche ore da quando leggerò le motivazioni inerenti atti e provvedimenti amministrativi sarò in grado di dimostrare subito a tutti che ciò che si è scritto nella relazione, ciò che si è scritto nella proposta è il frutto di un clamoroso abbaglio determinato dal non aver inspiegabilmente voluto ascoltare il sindaco, calpestando un popolo e calpestando la democrazia. Ore di passione anche a Cassano allo Ionio. Anche qui il Consiglio Comunale è stato sciolto per mafia. C'è delusione nella cittadina del Cosentino. Il sindaco Gianni Papasso rivendica il lavoro svolto e parla di una clamorosa ingiustizia che si tenterà di sanare presentando l'appello al Tribunale Amministrativo Regionale. Io credo che sia stato commesso una grandissima ingiustizia, non tanto nei miei confronti quanto nei confronti della città di Cassano, che certamente non merita questo appellativo di essere una città mafiosa. Continuerò a difendere non solo me stesso ma la città di Cassano e difenderò me stesso e la città di Cassano fino alla morte. Al momento sono segretate le motivazioni che hanno portato il Consiglio dei Ministri a porre fine alle esperienze amministrative in 5 comuni calabresi, oltre Lamezia e Cassano allo Ionio, interessati Petronà nel Catanzarese, Isola Caporizzuto nel Crotonese e Marina di Gioiosa Ionica nel Reggino. A Marina di Gioiosa Ionica, appunto, conferenza stampa del primo cittadino che punta l'indice contro il ministro degli interni Marco Minniti dopo la decisione di sciogliere il Consiglio Comunale, preannuncia ricorso al TAR. Non l'ha mandata giù il sindaco di Marina di Gioiosa Ionica Domenico Vestito e non fa mistero nella conferenza stampa convocata all'indomani dello scioglimento per mafia del suo comune. Un lutto, dice davanti ad una sala del Consiglio gremita, rispetto al quale la prova di forza non può che essere una: continuare la propria vita ma andare fino in fondo e accertare i motivi che hanno portato allo scioglimento. Faremo ricorso, annuncia senza alcun dubbio, e attacca senza mezze misure il ministro degli interni Minniti. In proposito, ecco come si esprime. Seguenti alla determinazione assunta dal Consiglio dei Ministri su proposta del calabrese ministro dell'interno Marco Minniti. Poi l'impegno con la gente, che è stato rispettato. Abbiamo fatto molte cose, non siamo stati a guardare, conferma di fronte all'Aula che lo segue con molta attenzione, e ad una nostra domanda precisa dichiara di non avere la minima idea del motivo che ha portato a questa determinazione del governo nazionale. Ovviamente, dice, abbiamo ricontrollato tutti gli atti e non abbiamo rilevato nulla che a nostro avviso possa confermare questa decisione. Dice di sentirsi tradito dallo Stato e non ne fa mistero.
Lei ha detto di essersi sentito tradito dallo Stato, è una frase tosta. Sì, io credevo che lo Stato fosse dalla nostra parte e invece a un certo punto ho visto uno Stato arcigno e nemico nei confronti di un'amministrazione che ce l'ha messa tutta, ma veramente tutta, per cercare di cambiare le cose. Intanto pubblicati sul BURC gli atti relativi al referendum per la fusione dei comuni di Corigliano e Rossano, prosegue dunque l'iter procedurale verso la creazione del nuovo comune. Parliamo invece di sanità, perché c'è il rischio che avvenga un nuovo stop alle assunzioni, non solo, anche un rincaro fiscale. Questo è dovuto, sarà dovuto se si sforerà, così come sembra dalle indiscrezioni e poi dalle stesse parole del commissario Scura, il tetto del deficit dei 100 milioni di euro. Dunque questa è una cosa che si può scongiurare, dice Scura, lo dice anche Pacenza, che però attacca con violenza il commissario. Sentiamo. La sanità calabrese rischia grosso. L'abbiamo detto ieri commentando le indiscrezioni trapelate dal tavolo al Duce e lo ha denunciato con forza il governatore Oliverio. I sacrifici e i tagli apportati alla spesa sanitaria regionale, a quanto pare, non sono bastati a scongiurare l'avanzata del deficit che, salvo complicate inversioni di tendenza dell'ultima ora, porterà altri guai al comparto calabrese, facendolo ripiombare nella blacklist delle regioni da risanare. A pronunciare le parole chiave descrivendo il pericolo imminente che si sta materializzando è proprio il commissario Massimo Scura. Imposizione di nuove imposte e quello che è peggio, il blocco delle assunzioni fino alla fine del 2019. Insomma, la sanità calabrese è riuscita in questi anni a peggiorare ulteriormente, fatte salve le eccellenze e il lavoro di medici e paramedici volenterosi, sia in qualità che in costi. Una debacle annunciata per la Regione, che evidenzia il fallimento della gestione commissariale e chiede l'intervento del governo. Come è immaginabile che dopo circa 8 anni di piano di rientro, 8 anni di commissariamento, non lo diciamo noi, lo certifica il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi un soggetto vigilante, non una parte, e certifica che ad oggi la Calabria è in rischio di ritornare in piano di rientro. Noi non ci rassegniamo a questa rappresentazione, di questo qualcuno deve dare conto, in Calabria e a Roma, sottolineo, in Calabria e a Roma. Ma la Presidenza della Giunta regionale non registra i fatti, non si siede sulla riva del fiume a aspettare il cadavere di turno. Noi siamo terribilmente e fortemente impegnati ad evitare questa ulteriore baratro. Scura replica alle parole non soltanto di Pacenza, ma di tutti quelli che hanno commentato queste indiscrezioni e questi dati negativi, dicendo che si tratta di commenti generici di chi non ha partecipato al tavolo e che lo sforamento, il presunto sforamento, è basato su dati relativi al primo semestre 2017. Poi si dice certo che riuscirà ad evitare lo sforamento e il blocco delle assunzioni se tutti i protagonisti della sanità calabrese adotteranno comportamenti coerenti. Intanto precisa che il peso della mobilità passiva in questo senso è molto gravoso, perché sono ben 36,6 milioni di euro che provengono anche dal passato. Cambiamo argomento, circa 2.000 studenti in piazza a Vibo per protestare contro la buona scuola, contestata soprattutto l'alternanza scuola-lavoro. Questa scuola, così come è stata rinnovata, non va e gli studenti di Vibo Valentia l'hanno voluto gridare forte attraversando le principali vie della città. Sul banco degli imputati soprattutto l'alternanza scuola-lavoro che sopravvive nella confusione più totale e che nei licei si sta dimostrando un inutile spreco di tempo ed energia. In oltre 2.000 questa mattina lo hanno ripetuto, ricordando poi la specificità delle strutture scolastiche del territorio, per lo più precarie. È stato fatto appunto oggi perché come provincia di Vibo Valentia, per far capire alla gente, alle persone che noi ragazzi, noi cittadini del futuro siamo ancora vivi e siamo presenti contro questa alternanza scuola-lavoro che non è formativa per noi. Deve essere una cosa formativa per inserirci nel mondo del lavoro, ma questo non avviene. Lo Stato manda a noi dei fondi che non vengono utilizzati per nulla. Questa protesta è stata indetta da tutti gli studenti vibonesi poiché l'alternanza scuola-lavoro è stata, non è ben impostata.
cioè perché i ragazzi dei licei vengono mandati in posti che non sono attinenti al programma. Invece gli istituti professionali in alcune aziende e da alcune parti si è anche parlato di caporalato. Noi chiediamo più fondi a favore delle istituzioni, chiediamo un futuro per i giovani e inoltre protestiamo per l'alternanza col lavoro perché siamo indietro rispetto alle altre nazioni europee. Chiediamo che ci ascoltano perché anche Vibo c'è e noi siamo i protagonisti, noi siamo coloro che sostituiranno i politici, sostituiranno la generazione di oggi. Noi chiediamo più fondi perché ci siamo davvero stancati di questa storia. Presentato il rapporto Migrantes a Catanzaro, i numeri della nostra regione non sono quelli dell'emergenza. Sentiamo. La Calabria terra accogliente, un concetto ribadito spesso negli ultimi tempi e che ha permesso alla nostra regione di smettere i panni di terra di emigrazione per vestire quelli di territorio di accoglienza e di inserimento stabile per molti cittadini stranieri che lasciano le proprie terre in cerca di fortuna. E proprio sul tema dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti che si è svolto alla cittadella regionale il confronto fra Regione Calabria e Territorio, una giornata organizzata dall'Ufficio per il Partenariato della Regione Calabria per illustrare le iniziative messe in campo, fra cui anche il Piano Nazionale per l'Integrazione, riflettori puntati anche sul protocollo di taverna voluto e siglato dal Ministro degli Interni Marco Minniti, che è stato realizzato a stretto contatto con ANCI e dovrebbe consentire il passaggio da cassa agli SPRAR entro marzo 2018, anche con l'istituzione di task force provinciali a sostegno dei comuni. Noi come regione vogliamo realmente essere una regione accogliente, che non solo fa tesoro delle buone pratiche, ma le mette a sistema. Questa io penso che sia realmente la sfida, fare in modo che non ci siano semplicemente delle eccellenze sparute nel territorio della nostra regione, ma mettere a sistema e fare una rete reale, vera, concreta, di accoglienza ma aperta. Non poteva mancare la testimonianza di quello che è considerato uno dei simboli dell'accoglienza del nostro territorio, il modello Riace, un borgo ormai abbandonato, ripensato dando ospitalità ai migranti nelle case lasciate vuote dagli immigrati. Riace è un paese dove c'è stata una storia molto forte di emigrazione, con forti indici di declino demografico, in cui si era perso la scuola, in cui si perde soprattutto la volontà di poter pensare a un futuro possibile per le persone del luogo. E noi con un processo graduale abbiamo dimostrato che si crea soprattutto una speranza per il futuro. 100 persone che lavorano e la rinascita di una comunità. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. I finanzieri di Rossano, coordinati dalla Procura di Castrovillari, hanno scoperto e sequestrato 4.500 litri di gasolio senza la documentazione di tracciabilità e impiegato indebitamente come carburante per autotrazione e per uso agricolo. Arrestato l'autista dell'autocisterna, mentre per il destinatario del carburante è scattata la denuncia a piede libero. 4 immobili, rapporti bancari e diverse vetture per un valore complessivo di 1,5 milioni di euro sono stati sequestrati ad un imprenditore calabrese dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bologna. I beni erano stati intestati ad un prestanome risultato inesistente. Il decreto di sequestro ha riguardato un imprenditore edile 55enne originario di Cutro in provincia di Crotone, da anni stabilitosi nel nord Italia. L'uomo era già stato condannato dalla Corte d'Appello di Bologna lo scorso 12 settembre a 9 anni di reclusione nell'ambito del processo Emilia per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, reimpiego di beni di provenienza illecita ed estorsione. Avrebbe minacciato gli amministratori di un villaggio turistico in Silo. Un giovane di 27 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Cotronei. L'uomo avrebbe inoltre danneggiato un'auto in sosta. Le indagini condotte dai militari hanno consentito di ricostruire quanto accaduto e di richiedere l'aggravamento della misura degli arresti domiciliari alla quale l'uomo era già sottoposto. A Santa Sofia de Piro, nel Cosentino, i carabinieri hanno deferito per reati ambientali 2 imprenditori per aver attivato una discarica abusiva di circa 400 metri quadrati costituita da elettrodomestici fuori uso e scarti di materiale inerte provenienti da demolizione di lavori edili. L'area è stata sottoposta a sequestro.
Il comitato Basta Vittime sulla 106, che da anni si batte per la sicurezza di un'arteria stradale tristemente nota come Strada della Morte, ha presentato questa mattina un'app davvero utile a Catanzaro. Sentiamo. Eccola l'applicazione per dispositivi mobili Basta Vittime 106, un prodotto super tecnologico distribuito gratuitamente sugli store, ricco di funzioni, che sarà utile per la vita di quanti la utilizzeranno e che consente anche di essere di aiuto alla vita degli altri. Un'applicazione salvavita dunque, che rappresenta un momento storico importantissimo per chi da tempo si batte per fermare la strage stradale sulla strada statale 106 Ionica Calabrese. Oggi l'associazione è un momento storico importante, fa un salto di qualità, punta sull'innovazione e presenta un'app per smartphone, per i telefonini. L'app si chiamerà Basta Vittime 106, un'app che sostanzialmente ci metterà nelle condizioni di far viaggiare i cittadini sulla strada statale 106 in maggiore sicurezza, perché sono più informati, sono più edotti su quelle che sono le criticità, e allo stesso tempo mette nelle condizioni i cittadini di segnalare dei problemi e quindi di diventare parte attiva in questo processo, diciamo, di sicurezza stradale. L'iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio morale gratuito della Regione Calabria, è molto sentita dai componenti dell'associazione. Nella conferenza stampa che si è tenuta a Catanzaro sono state illustrate le principali funzioni, ma anche le finalità e gli obiettivi che intende raggiungere questo importante strumento innovativo e tecnologico di sicurezza stradale. Certamente l'app è un passo in avanti per offrire un servizio ai cittadini. Io ringrazio in modo particolare l'associazione Basta Vittime sulla 106 perché ha realizzato uno strumento utile che consente di fornire informazioni e oggi è al passo con i tempi. Un'app sul telefonino è ovviamente il massimo strumento che oggi di visibilità si può dare per la circolazione di informazioni riguardanti la questione della sicurezza sulla 106. Il nostro ruolo sarà quello di mettere la nostra competenza di 20 anni di esperienza e la nostra società per azioni a disposizione di tutti i danneggiati che hanno dei diritti lesi. Abbiamo appoggiato l'iniziativa dell'associazione e rientra proprio anche nella nostra mission di cercare di tutelare i diritti dei cittadini e quindi il nostro compito, la nostra valutazione giuridica in questo campo sarà fondamentale. A Rende in corso la masterclass lirica per un vero evento teatrale, la Traviata, che sarà presentata a maggio, ma prima ci sarà un concerto nel piccolo teatro dell'Unica. Vediamo. Fino al prossimo 26 novembre il Museo Civico di Rende risuonerà delle note immortali della Traviata di Giuseppe Verdi e proprio qui infatti, in uno dei templi più prestigiosi dell'arte e della cultura dell'area urbana, che l'Associazione Culturale Polimnia ha organizzato il corso di perfezionamento per giovani promesse della lirica. È proprio uno degli obiettivi principali dell'associazione, valorizzare e far conoscere i nostri giovani talenti, che sono tanti e sono bravi. Infatti questi ragazzi sono tutti del territorio calabrese, però naturalmente c'è bisogno di un perfezionamento, dare un'esperienza diversa che gli ottimi conservatori che ci sono nella nostra regione danno ai ragazzi, ma danno le basi, e invece con la signora Cedolins avranno la possibilità di un perfezionamento non solo. E questa masterclass è finalizzata poi al debutto nell'opera La Traviata, che sarà presumibilmente a maggio. L'iniziativa, fortemente voluta dalla presidente dell'associazione e direttore artistico dell'evento, Luigia Pastore, si fregia di docenti e artisti di fama internazionale come il soprano Fiorenza Cedolins, il regista Vincenzo Grisostomi Travaglini e il direttore d'orchestra Marco Titotto. Intanto il numero è molto alto e questo è già un primo successo, e poi nella qualità degli allievi certamente ci sono delle diversità, ma ci sono degli elementi che hanno già una discreta maturità, che possono accostarsi a un capolavoro come Traviata, che è un capolavoro ma è anche veramente un'opera estremamente difficile da affrontare. Altri sono meno maturi e quindi avranno bisogno di fare un percorso più lungo di preparazione, però sicuramente confrontarsi con quelli che sono i grandi punti di arrivo delle carriere dei grandi artisti comunque è stimolo e incentivo.
e poi anche per me è un grande regalo poter lavorare sulla Traviata con dei giovani, comunque è sempre molto emozionante. Sono sorpreso perché ultimamente abbiamo avuto degli incontri, non parlo di qui, parlo in altri luoghi non sempre edificanti, quindi trovarmi in questo momento qui a Rende, vicino a Cosenza, Rende lo ricordiamo è anche sede della prestigiosa Università di Calabria, questo gruppo di ragazzi così partecipi e così volenterosi ci ha molto rallegrato, la signora Cedolins e me, ognuno nel proprio ruolo. Intanto, in attesa della messa in scena della Traviata, prevista per il prossimo mese di maggio, gli allievi della Masterclass domenica 26 novembre saranno protagonisti al piccolo teatro dell'Unical di un concerto lirico nel quale interpreteranno alcune delle arie più belle. Il calcio adesso a pochi giorni dalla sfida con la Sicula Leonzio, il Cosenza si toglie una bella soddisfazione battendo il Catania in casa propria al Massimino e soprattutto accedendo agli ottavi di finale della competizione. Si ferma invece la corsa della Regina a Matera. La doppietta di Liguori sotto i riflettori del Massimino permette al Cosenza di staccare il biglietto per il passaggio del turno agli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C. Un blitz inaspettato per i lupi che contro un Catania, seppur imbottito di giovani, riescono ad avere la meglio. Anche mister Braglia schiera una formazione sperimentale con diversi elementi attinti dal vivaio rossoblù e dopo una prima fase di studio, senza particolari emozioni sia da una parte che dall'altra, il match si decide nella ripresa e Liguori a sbloccare l'equilibrio della gara al 10° minuto, sfruttando appieno un'incertezza della difesa etnea e superando Martinez. Il Catania non ci sta e prova a pareggiare i conti con l'ex Fornito che ci prova per ben 2 volte, prima di testa con Saracco costretto a smanacciare e poi su punizione, ma il suo tiro finisce di poco al lato. Lucarelli allora mischia le carte e prova a correre ai ripari, ma arriva come una doccia fredda il raddoppio degli ospiti con un'azione fotocopia. Liguori ben appostato sfrutta al meglio e firma un altro centro. 2 minuti più tardi i rosazzurri accorciano le distanze con Russotto e iniziano un forcing forsennato alla ricerca del pareggio che al termine dei 90 minuti non arriva. I lupi festeggiano e si godono il passaggio agli ottavi dove quasi certamente affronteranno il Trapani. Eliminata invece la Regina che perde per 3-2 a Matera e dice addio alla Coppa. Succede quasi tutto nel primo tempo, doppio vantaggio del Matera, accorcia Sparacello, allunga nuovamente la squadra di casa con Battista. Nel secondo tempo viene espulso Maimone, ma la Regina non riesce a sfruttare l'uomo in più, anche perché 10 minuti più tardi Mezzavilla guadagna il rosso e ristabilisce la parità numerica. La gara di fatto finisce lì, il guizzo di Silenti nei minuti di recupero serve a poco. Una notizia, anche quest'anno la Società Nazionale Mutuo Soccorso Cesare Pozzo rinnova l'importante appuntamento per la consegna delle borse di studio. Gli studenti meritevoli di figli dei soci da Cesare Pozzo che hanno raggiunto il punteggio indicato nel bando riceveranno l'assegno della borsa di studio. La Società di Mutuo Soccorso Pozzo vanta 170.000 soci ed è radicata in tutto il territorio nazionale. Il principio fondante del sodalizio è la solidarietà che si esprime concretamente attraverso il reciproco aiuto, garantendo le prestazioni di sanità integrativa ma anche ponendo l'attenzione sull'istruzione con borse di studio agli studenti e quest'anno in Calabria i premiati saranno 158. Manifestazioni sono 3 di consegna, una domani all'Hotel San Francesco di Rende e poi l'altra a Catanzaro il 27 novembre presso la Sala Conferenze Lega delle Cooperative, la terza a Reggio Calabria il 1 dicembre presso l'Aula Magna, l'Istituto Tecnico Industriale Pannella Vallauri. E adesso il meteo per le prossime ore. Ben ritrovati da meteincalabria.it. Persiste una fase di tempo stabile, garantita dalla presenza sul Mediterraneo dell'anticiclone delle Azzorre. Vediamo quindi le mappe in dettaglio per la nostra regione. Domani soleggiato su tutto il territorio, temperature stazionarie. Vediamo ora invece come si comporteranno i mari ed i venti. Domani mari calmi con venti deboli. Per ulteriori dettagli vi invito a consultare il nostro sito web www.meteincalabria.it. È tutto, grazie, appuntamento a domani.
TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci, buona serata.